Eccoli i sub della squadra speciale bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici immergersi lungo le acque del Brenta a Mira nel primo giorno dei previsti 7 di sopralluoghi per le attese verifiche ferromagnetiche. La squadra in questione è quella dell'unità subacquea con 5 operatori professionisti della Sogelma di Firenze, incaricata da Infrastrutture Venete della Regione del Veneto di accertare la natura dei 33 punti sui 2 chilometri dei fondali del Naviglio, in cui si trovano delle masse ferrose la cui dimensione potrebbe, e il condizionale è d'obbligo, ricondursi ad un ordigno, ma non è escluso possa trattarsi anche di altro, ovvero di materiali gettati negli anni e nel tempo nel fiume utilizzato in questo caso come discarica. Si tratta di accertamenti molto meticolosi e delicati in cui ognuno dei 33 punti del Brenta, profondo non più di 2 metri, ma dalle acque torbide e fredde per un massimo di 7-8 gradi, verrà visualizzato fino a 1 metro di profondità con apposita sonda al fine di garantire il lavoro di eventuale bonifica sistematica dei sommozzatori, nel qual caso all'occorrenza sul posto interverrebbero come da protocollo anche i vigili del fuoco, carabinieri e gli artificieri con il personale del SUEM 118, con la zona eventualmente interessata dall'ipotetico ordigno bellico che verrebbe naturalmente messa in sicurezza. I lavori di verifica dei sub proseguiranno fino a mercoledì 12 marzo. Fino ad allora, a scopo cautelativo, la navigazione verrà sospesa nel tratto compreso tra la conca di Mira, che si trova a valle, cioè in direzione Venezia, e il ponte mobile di Piazza Mercato di Oriago.